Vogliamo andiamo? L'orario delle visite sono finite. Mi è sempre piaciuto chi fa un uso proprio, personale dell'italiano. Proprio e improprio. Sì, l'infermiera del ricovero dei miei 14 anni è quella che ho preferito in assoluto. Sempre in bilico fra il sarcasmo e l'offesa. Come quella donna in divisa bianca e carnagione scura, un dattero africano, succoso. Mi sono innamorato vedendola dondolare lungo il corridoio e urlare in corrispondenza di ogni stanza del reparto il suo ordine perentorio. Vogliamo andiamo? Di bungalow a Villa Simius. No, era destino. Non poteva accadere davanti a un'aranciata in spiaggia o una corsa in bicicletta nel lungomare. A me non poteva andare come è andata per tanti altri. A me accade al Santissima Trinità, reparto infettivi. Lei ordinava ai parenti di lasciare l'ospedale sbraitando in quell'italiano disgraziato, disordinato, ma che per me era armonioso come il richiamo di una sirena. Vogliamo andiamo? L'orario delle visite. E mi strassi un'altra, rosa confetto, una in una mano, una nell'altra, e non sapeva quale scelta fare. E a te? Quale ti piace? Io non fiatai, allungai solo l'indice. È bravo il pischellino, a rubio gumetti su beccao e sabregungia. E mentre lo diceva le sue labbra sbocciarono oltre la bocca, o almeno così a me sembrò. Aprì la boccetta e in attesa del medico iniziò a smaltarsi le unghie. Un angolo del lettino dove lo stesi in attesa dell'esame e puntando i piedi su una sedia in ferro proseguì il suo giro di rosso. Fu in quel momento l'amore mi travolse. Il primo vero desiderio di un contatto sessuale, di sesso. Si fece largo come in un filmetto trasmesso all'Adriano, quelli vietati ai minori di 14, tante risate in sala e molte seghe nel bagno di casa. Poi però i parenti andarono via e nel reparto tornò il silenzio, rotto solo dallo zoccolio della mia infermiera e dalla sua voce. Il suo ondeggiare si propagò di porta in porta. Il ragazzo con l'orecchino si alzò, prese dall'armadietto il portafogli e ne scartò via 3 banconote da 1000. Le poggiò sul comodino, tenute ferme da un bicchiere di vetro grosso. Fece sempre più vicino. La sua testa sbucò dallo stipite. Non disse nulla, nessuno fiatò. Passò in rassegna con lo sguardo i comodini. Entrò, afferrò i 3 biglietti del ragazzo. Si fece largo col sedere sul suo letto. Allora, devo dire che siamo arrivati quasi alla fine, però vi voglio dedicare altri 2 pensieri. Il primo pensiero, quando mi viene in mente, mi fa sorridere, a volte anche ridere, quando ti dicono «Ah, no, ma non ti preoccupare, il trapianto ormai è un'operazione di routine». A me viene da ridere, si dice «Per fortuna è un'operazione di routine, perché questo significa che l'equipe che ti andrà a trapiantare ha una forte esperienza e non è che per la prima volta sul tuo corpo sperimenta una nuova tecnica chirurgica e quindi va bene che è di routine». Sì, però non è di routine per il tuo corpo quell'operazione. Non lo è assolutamente. Devo dirti e devo dirvi che però a Cagliari noi abbiamo al 7° piano dell'ospedale Brozzo un centro trapianti veramente di grande eccellenza. Un centro trapianti che ha un livello di riuscite altissimo, credo che sia il più alto in Italia o fra i più alti in Italia. Però vedi Giacomo, io sono contento di rappresentare il però il tuo corpo a volte non risponde come dovrebbe rispondere a un trapianto. E anche tutto ciò che poteva essere previsto e che era stato previsto e tutto ciò che le analisi non avevano rivelato, poi magari può accadere. E allora io qui vi vorrei veramente proprio concentrati e silenziosi, perché sono le ultime cose che dirò e sono le cose forse più importanti che ho da dire questa sera. Allora, che cosa può succedere? Può succedere che per salvare una vita bisogna fare ciò che è veramente doloroso e difficile. Bisogna forse, anzi, come è stato nel mio caso, azzardare oltre ogni limite. E l'altro pensiero è
è che se si è usciti indenni, oggi io sono qui su questa panchina, e se tanti amici che sono qui stasera trapiantati hanno una nuova vita, beh, deve passare questo concetto, che andare a fare un trapianto, che entrare in un ospedale con un male incurabile, guarire, salvarsi, non è come andare dal meccanico e chiedere: mi scusi, mi cambi la testata del motore o il tubo di scappamento dell'auto. No, non è così. Certo è che l'immaginario televisivo ultimamente non ci aiuta molto, eccezione fatta di una bellissima trasmissione che fa un mio caro amico che si chiama Claudio Canepari, la trasmissione si chiama Trapianti. Quello che ci viene contrabbandato è che se c'è qualcosa del nostro corpo che improvvisamente non ci piace più, o vogliamo migliorare, o comunque vogliamo dare un nuovo tono alla nostra vita, entriamo in sala chirurgica e facciamo quello che c'è da fare. Se si pensa a questo, si compie un grandissimo errore. Perché? Perché a fronte di quel vostro miracolo c'è stato un sacrificio, e l'abbiamo sentito prima, c'è stato un sacrificio umano. Ma si compie un doppio errore se non si tiene conto di un altro sacrificio, minore certo, ma altrettanto importante. È il sacrificio che fa un'intera comunità. Voi pensate che per un singolo trapianto, per una singola persona, voi, noi, spendiamo 140.000 euro. Ma a questi soldi va aggiunto il lavoro enorme di uno staff altrettanto enorme. Persone che a me mi è capitato di vedere, alcuni di loro, non dormire per 3 giorni, spostarsi in giro per l'Italia e poi andare in sala operatoria e starci tutta la notte. Studiano continuamente, si aggiornano. E allora c'è il sacrificio di tutto questo staff enorme. Voi non avete idea di quante persone servono per poter salvare la vita soltanto di una persona. Allora i malati hanno tantissimi diritti, però secondo me noi malati, noi ex malati, che siamo sopravvissuti, abbiamo un dovere. Il nostro dovere è quello di migliorarci. Quante volte ci siamo detti: se potessi rinascere, ecco, sei rinato. Allora, dato che sei rinato, il tuo obbligo è quello di essere un uomo migliore. Il tuo obbligo, il mio obbligo, è quello di essere migliore nel cuore e nell'anima.